Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Cala Mosche nell'oasi di Vendicheri, inserita tra le 40 spiagge più belle d'Europa, ma per un sito valorizzato un altro, la spiaggia Caos nella terra di Pirandello, lasciata nel degrado. La giornata nazionale dello sport è celebrata anche a Catania al Lungomare Fest, un'occasione per avvicinare alle varie discipline tanti ragazzini che lasciano spenti i loro smartphone. Ma attenzione al sole, mai esporsi ai raggi solari senza un'adeguata protezione. La scottatura è dietro l'angolo. Faccendieri, imprenditori e pubblici ufficiali nella cricca che pilotava gli appalti nella sanità. Nelle carte dell'inchiesta anche il sospetto dell'appoggio di burocrati e politici. A Saline il Mare Festival celebra anche quest'anno Massimo Troisi, genio della commedia italiana. L'arte di far ridere spiegata da Massimo Boldi, Ezio Greggio e Barbara Foria. Monica Bellucci, star dell'ultima serata del Taormina Film Festival che si è chiuso ieri al Teatro Antico. Tornerò a girare un film in Sicilia. Calcio, il Palermo esonera Alessio Dionisi in settimana, l'ufficialità di Pippo Inzaghi. Ancora con il calcio, con Pelligra a Catania, pronti ad essere ufficializzati i ruoli chiave della dirigenza e dell'area sportiva del club rossazzurro. In questa domenica d'estate andiamo a scoprire l'unica spiaggia siciliana che è stata inserita tra le 40 più belle d'Europa. Vediamo qual è con Francesco Aloi. Tra le 40 spiagge più belle d'Europa, secondo The Telegraph, 5 sono in Italia, una in Sicilia e Cala Mosche tra Noto e Pachino nel Siracusano. Per arrivare al mare dobbiamo fare un po' di strada a piedi, ma ne vale la pena. Siamo nella riserva di Vendicheri. Per noi può essere solo un vanto perché avere riconosciuto l'importanza di questi luoghi a livello europeo senz'altro fa piacere. La sabbia dorata e l'acqua cristallina hanno affascinato anche il quotidiano britannico. Meraviglie che però vanno tutelate. Qui, come in ogni altra spiaggia della riserva, ci sono delle regole, restrizioni da rispettare. Non si può giocare al pallone, non si possono portare radio perché tutte queste attività umane contrastano con quello che è la conservazione di questi luoghi. Anche l'accesso è limitato. Chi viene qui non troverà mai una distesa di ombrelloni. E proprio nella spiaggia di Cala Mosche, che è la più piccola della riserva, è stato stabilito un numero massimo di 550 presenze. Questo per evitare che il carico umano sia eccessivo per questi luoghi. E poi c'è una tranquillità ormai quasi introvabile. Si sentono solo il mare e gli uccelli. Un paradiso terrestre da salvaguardare. Ed è una bellezza tutelata ad un sito lasciato nel degrado, la spiaggia del Caos, la contrada che ospita la casa natale di Luigi Pirandello al confine tra i comuni di Porta Empedocle e di Agrigento, in piena estate e zeppa di rifiuti. Guardateli con discariche, tutto intorno addirittura c'è un cantiere, lo denuncia l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento. Povero Luigi Pirandello, denunciano gli ambientalisti, hanno trasformato la sua spiaggia da un paradiso in un inferno. Ma oggi è anche la giornata nazionale dello sport, celebrato in tutte le sue declinazioni al Lungomare Fest. Adelaide Barbagallo. Sotto il sole cocente si balla, ci si cimenta in diverse discipline sportive. La giornata nazionale dello sport a Catania caratterizza la domenica del Lungomare Fest. Tante discipline che esaltano sia quelle agonistiche che durante la stagione portano tanti risultati nella nostra città, ma naturalmente anche quelle amatoriali che ben si sposano naturalmente con il nostro straordinario e meraviglioso lungomare. Lo sport veicola valori. Valori della prevenzione, della salute, della sanità. Ricordiamoci che la prima visita obbligatoria per lo sport, per fare attività sportive, di socializzazione, di spogliatoio, di maglietta. Un'occasione per avvicinare allo sport tanti ragazzini che per alcune ore riescono a lasciare spenti i loro smartphone per cimentarsi in discipline a loro poco note. E c'è chi passeggia con l'iniziativa Camminandos lanciata dall'associazione Andos per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno.
Il sole splende, la voglia di tintarella chiama, ma il rischio scottature è sempre dietro l'angolo. Veronica Barbarino. Estate vuol dire spiaggia, ombrelloni, granite e abbronzatura, ma attenzione, sotto il sole non ci si va mai senza crema solare. Io non utilizzo fattore di protezione, prediligo l'olio, se con i brillantini ancora meglio. Ma il sole non perdona, i raggi UV colpiscono in ogni momento e scottature, rughe precoci, macchie solari e neoplasie sono dietro l'angolo. La pelle va difesa non solo in spiaggia ma anche in montagna, in città e perfino in piscina. Io utilizzo una crema 30, una protezione perché effettivamente sono molto chiara, quindi preferisco proteggere la mia pelle e soprattutto anche per il viso. Nonostante non sono chiarissima, preferisco proteggermi e utilizzo almeno una 30. Ogni pelle ha la sua storia e il suo fototipo. Importante è individuare il fattore di protezione più adatto al proprio fototipo e godersi i benefici del sole. E passiamo adesso alla cronaca. Nelle carte dell'inchiesta sulla corruzione negli appalti della sanità emergono ruoli e responsabilità degli indagati. Il commercialista sciacchitano era il vertice, ma le indagini potrebbero allargarsi. Luca Ciliberti. Una rete di faccendieri, imprenditori e pubblici ufficiali infedeli che si alimenta delle sue infinite entrature presso i plessi più nevralgici dell'amministrazione sanitaria regionale e della politica. Nelle carte dell'inchiesta, 260 pagine di ordinanza, la Procura di Palermo traccia un quadro chiaro dei ruoli e dei compiti. I giudici individuano Ninni Sciacchitano, il commercialista che aveva tra i suoi incarichi nella pubblica amministrazione anche quello di presidente di valutazione dei manager della sanità pubblica, il vertice della cricca. Era lui la mente che avrebbe gestito gare per 130 milioni di euro e che avrebbe condizionato gli incarichi nelle aziende ospedaliere. I giudici delineano accuse pesantissime, tracciando il profilo criminale e scrivono che con estrema e allarmante pervicacia Sciacchitano ha sistematicamente sfruttato il ruolo ricoperto e approfittato delle conoscenze riconducibili alla funzione svolta per agevolare nell'ambito di talune procedure di gara gruppi di imprenditori, influenzando dirigenti sanitari di cui aveva già in passato propiziato la nomina. E qui entrano in gioco altre due figure di primo piano dell'inchiesta: Giovanni Cino e Catello Cacace. Per discutere di appalti da aggiustare, il commercialista si incontrava in bar, benzinai e persino nel centro commerciale di Agira, posti sempre diversi per sviare i controlli. In fase di interrogatorio preventivo, Sciacchitano ha detto al GIP di aver sempre operato con correttezza e trasparenza. Ma è proprio il GIP Carmen Salustro che spiega che i PM nella loro richiesta hanno ravvisato un assai elevato e attuale pericolo di inquinamento probatorio per tutti gli indagati, argomentando che l'indagine non ha ancora chiarito quali responsabilità di terzi siano connesse alle vicende allo Stato contestate provvisoriamente nei capi di imputazione, né a quale profondità sia giunta la capacità infiltrativa della rete. Il sospetto è che senza appoggio di burocrati e politici gli affari non sarebbero potuti andare avanti oppure in porto. Sparatoria ieri pomeriggio ad Altavilla Milicia nel Palermitano. Nella notte è stato identificato l'uomo che ha sparato. Maglio Viola. È stato identificato e denunciato per tentato omicidio l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri, al culmine di una lite, ha estratto una pistola e sparato a Rosario Urso, 43 anni. Urso, soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Termini Imerese, ha riportato ferite serie ai piedi e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto in contrada Sperone del paese Marinaro della provincia di Palermo, Altavilla Milicia appunto, coinvolti due fratelli, entrambi identificati. Il denunciato per tentato omicidio è proprio uno dei due. Da comprendere se Urso, il ferito, fosse il terzo contendente della rissa o una vittima accidentale del ferimento. Sono in corso indagini per risalire ai motivi della lite e alle fasi che hanno portato al ferimento di Urso. Oltre ai due fratelli, identificati e ascoltati a lungo nella notte, sono stati sentiti anche alcuni testimoni, per lo più passanti, ma le loro dichiarazioni fino ad ora non sono state utili alle indagini. Tentato omicidio questa mattina anche nel Ragusano a Scoglitti, dove poco dopo le 8 un 28enne tunisino che si trovava in auto insieme alla moglie è stato raggiunto da un colpo di pistola. Trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, non sarebbe in pericolo di vita. Alla base della sparatoria ci sarebbe un regolamento di conti. Incidente notturno nel Ragusano, dove si sono scontrate una Citroen e una Opel intorno alle 2 di notte sulla provinciale 85 in contrada Randello, sempre tra Scoglitti e Punta Secca. Coinvolto anche uno scooter che portava 2 persone. L'impatto devastante ha provocato 5 feriti, fra cui 3 donne in gravi condizioni.
Code e rallentamenti di circa 3 km sull'autostrada 19 Palermo-Catania nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia nella carreggiata in direzione Catania. È stato predisposto un presidio con operatori pronti a distribuire bottiglie d'acqua. Le criticità maggiori sono previste a partire dal primo pomeriggio in direzione Catania. Era stato teatro di una rissa a colpi di sedie e tavolini, adesso un ristorante di Catania è stato costretto a chiudere per 15 giorni. Orazio Longo. Quella rissa a colpi di sedie e sgabelli costa cara al ristorante di via Garibaldi a Catania, che è stato teatro dei fatti e che si vede ora sospendere l'attività per 15 giorni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato emesso dal questore secondo quanto previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il fatto era avvenuto alcune settimane fa, quando fuori dal locale si era verificata una violenta zuffa scaturita per futili motivi, nel corso della quale sedie, sgabelli e tavoli sono stati usati come armi improprie. Queste le immagini che hanno fatto il giro del web, dove si vede la via piena di gente impaurita. I partecipanti alla rissa con la loro condotta hanno messo a rischio l'incolumità dei clienti all'interno e all'esterno del locale, nonché tutte quelle altre persone che in quel momento si trovavano a passare, ed erano in tante. Gli investigatori della squadra mobile hanno visionato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e hanno ricostruito l'intera vicenda. L'articolo 100 consente al questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico quando l'esercizio è teatro di tumulti o gravi disordini e costituisce un pericolo per l'ordine pubblico. A Catania è andata in scena la Corsa del Ricordo, un evento nato per non dimenticare le foibe, ma che a Catania è stata dedicata anche a Santo Re, il pasticcere ucciso lo scorso maggio. In piazza Tricolore a Catania la Corsa del Ricordo dedicata a Santo Re, brutalmente ucciso a coltellate lo scorso 30 maggio. La gara podistica, nata a Roma per il terzo anno consecutivo, fa tappa nella città dell'elefante. Promossa da ASI, vuole ricordare attraverso il running la tragedia delle foibe, l'esodo forzato delle popolazioni giuliano-dalmata di Fiume, dell'Istria e di Pola. Ma quest'anno a Catania assume un valore particolare. Guardiamo Santo Re, un'altra vittima della barbarie umana. Lo sport non crea staccati, non alza muri, crea amicizia, crea rispetto, crea regole che vanno a favore della società, per una società migliore. La Corsa del Ricordo è un evento nazionale che coinvolge e unisce tantissime città. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare fra l'altro e per sentire le parole della divina Monica Bellucci, che ha chiuso il Taormina Film Festival. Andiamo adesso a Salina, dove ogni anno con il Mare Festival si celebra Massimo Troisi, genio del cinema e della commedia italiana. L'inviata Eva Spampinato. L'isola del Postino, la Salina di Troisi, ha fatto risplendere il cinema italiano che come ogni anno da 14 anni si incontra qui per celebrare il genio dell'attore e comico napoletano che rivoluzionò la commedia italiana. La sua era una ironia sottile e lenta, minimalista, all'opposto della battuta travolgente e esplosiva che ha caratterizzato la carriera di Massimo Boldi. Lo abbiamo incontrato prima di ricevere il premio. La mia comicità è più bambinesca, fanciullesca. La sua è un momentino un po' più arguta, ecco. Siamo due, possiamo dire, modelli unici. In 60 anni di carriera, Boldi ci ha fatto ridere in tutte le salse, al mare, sulla neve, a Natale, pure in crociera. Speriamo di farne almeno ancora uno, vacanze di Natale a Salina. O Natale a Salina. I don't speak English. Si sente. Ma l'appellativo Cipollino te lo porti ancora dietro? Sì, Cipollino, ma Cipollino guarda che non c'è un concorrente di Cipollino. Quello fai, ciao Cipollino. Tra gli altri protagonisti del premio Troisi di quest'anno, Ezio Greggio, premiato per lo spettacolo teatrale Una vita sullo schermo, Alessandro Preziosi, Giuseppe Zeno, Marina Suma e la vulcanica Barbara Foria. C'è sempre un vulcano, io mi porto un po' di Vesuvio, poi arriviamo qui. Io sono un vulcano e quindi questo posto è magico e ribolle proprio. Quindi Ida, tu immagina di essere qui a Salina, immagina che io ricevo un premio, immagina che io sono Barbara Foria, tu immagina invece tutto questo è realtà. Monica Bellucci, star dell'ultima serata del Taormina Film Festival, che si è chiuso ieri sera al Teatro Antico. Orazio Longo.
Il bagno di folla tra le vie di Taormina scandito da flash, autografi, sorrisi, strette di mani, la standing ovation al Teatro Antico. Monica Bellucci incanta la Sicilia nella serata finale della 71esima edizione del Film Festival. Accompagnata dal regista Tim Burton, suo compagno di vita, l'attrice ricorda la sua esperienza isolana con Tornatore quando la volle protagonista del film Malena. Malena è una donna che vive in un mondo di uomini e deve lottare per sopravvivere. È stato un film per me molto importante, un'esperienza artistica e umana incredibile, e è un film che mi ha aperto tante porte internazionali e che mi ha permesso di passare un periodo incredibile in una terra magnifica che è la Sicilia. Monica Bellucci tornerà a girare in Sicilia già a luglio, quando sarà diretta da Giovanni Tortorici in Chettis, prodotto da Luca Guadagnino. Ma attenzione a definirla diva, un termine, dice, che non le appartiene. Non mi sento per niente questo, mi sento solo un'attrice che ama il suo lavoro e segue un percorso, ma penso che in Italia abbiamo tantissime attrici meravigliose con tanto talento. A vincere il premio come miglior film del festival è stato For Your Sake di Axel Monsou, migliore attrice Ebad Hassan per Brides, Giovani Spose, miglior attore Geoffrey Rush per The Rule of Jenny Penn, miglior regia ad Alex Garland e Ray Mendoza per il film Warfare, Tempo di guerra. E adesso andiamo sui campi da tennis e sulle pagine del tennis, perché a Messina è stato presentato un libro che è un viaggio nel tempo da Panatta a Sinner. Francesco Triolo. Un viaggio nella storia del tennis grazie ai personaggi e campioni, alle storie di uno sport che soprattutto con l'esploit di Jannik Sinner è tornato nel cuore degli italiani. È quello che ha fatto il giornalista Massimo Grilli con il libro Le stelle del tennis, volume presentato a Messina a margine del torneo internazionale ITF che si è svolto al Circolo del Tennis e Vela e che valeva punti ATP per le giovani promesse. Questo libro ha voluto scrivere la storia del tennis attraverso i grandi personaggi, dal primo Wimbledon del 1877 fino a Sinner e Alcaraz. Appunto, siamo ancora con gli occhi e il cuore pieni della grande partita di Sinner di domenica scorsa. I italiani più importanti ci stanno: Pietrangeli, Panatta, La Paolini, Pennetta e Schiavone che hanno vinto gli slam. Ecco, un excursus storico che secondo me è necessario anche per avvicinare alla storia di questo torneo gli appassionati recenti a questo sport, perché Sinner ha portato tanti nuovi tifosi del tennis. Un libro che non racconta solo i personaggi ma anche la storia sociale dell'Italia. C'è il boom economico con Panatta e Pietrangeli, c'è la fase più moderna con Sinner, assolutamente, gli anni 30, gli anni 40, anche l'Italia sullo sfondo, il primo circolo italiano a Bordighera alla fine del 1800, e quindi anche una storia dell'Italia e dei rapporti magari tra le nazioni. Ecco. Un libro per tutti, dai grandi nostalgici di Panatta e Pietrangeli ai più piccoli che guardano Sinner e Musetti oppure La Paolini, un viaggio per ogni appassionato di tennis e per chiunque voglia scoprire il retroscena di uno degli sport più seguiti al mondo. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo per parlare di un altro degli sport più seguiti al mondo, il calcio, con tra l'altro l'esonero di Dionisi. E siamo al calcio, il Palermo ha esonerato Alessio Dionisi, non c'è stata la rescissione del contratto, in settimana l'ufficialità di Pippo Inzaghi. Marco Ullà. Un ritardo legato solo alla rescissione contrattuale di Alessio Dionisi, che però non è arrivata come sperava il Palermo, che dopo varie trattative ha dovuto quindi virare sull'esonero dell'allenatore. Alessio Dionisi è infatti stato sollevato dall'incarico e adesso il Palermo sarà libero di ufficializzare Pippo Inzaghi, che sta già comunque lavorando alla costruzione della squadra. La settimana che inizierà domani sarà comunque quella della fumata bianca. Inzaghi firmerà un biennale con opzione per il terzo. Si attendeva solamente appunto l'addio con Dionisi, che è arrivato oggi. E parallelamente inizierà anche il calciomercato dei siciliani, una zona nevralgica in cui sarà necessario intervenire il centrocampo. In qualità di regista, in pole c'è sempre Salvatore Esposito dello Spezia, anche se non è un affare semplice. Si studiano le alternative, sono due giovani, Amatucci, classe 2004 di proprietà della Fiorentina, e Pitia 2003 del Bologna, l'ultima stagione in prestito al Sud Tirolo. Con lo Spezia autostrada di mercato anche per Elie Reca, piace anche il difensore Marc Andalli, si tratta di un difensore classe 2002 per tanto anni,
Alexander, che ha disputato la seconda parte di stagione da gennaio in poi a Venezia, collezionando 8 presenze. Prima di approdare sulla Laguna, Marcandali giocava nel Genoa, che detiene il cartellino, dove però ha disputato solo 2 presenze. E poi l'attacco, Borelli torna in auge, ma si attende però di capire quale sarà la situazione del Brescia, virtualmente fallito. Con il presidente del Catania Pelligra in città sono pronti ad essere ufficializzati i ruoli chiave della dirigenza del Catania. Francesco Triolo. Con la presenza del presidente Rosario Pelligra in città, la programmazione per la prossima stagione del Catania nel momento clou viaggia su 2 binari. Il primo è quello legato a Torre del Grifo. A giorni verrà stabilita la data dell'asta al rialzo alla quale potranno partecipare anche altri soggetti, ma se così non dovesse essere, il Catania avrebbe l'impianto per sistemarlo secondo le proprie esigenze. Difficilmente in tempo per il rientro dal ritiro di Norcia, ma comunque si avvierebbero i lavori almeno per i 2 campi in erba sintetica, così da consentire alla squadra di potersi allenare. Il secondo binario è quello dell'organizzazione societaria e le prime ufficializzazioni dovrebbero arrivare da martedì, anche se i ruoli chiave ormai sembrerebbero essere stati definiti, con Alessandro Zarbano, direttore generale, e Ivano Pastore che dovrebbe prendere il posto di Daniele Faggiano, così da essere lui a gestire il mercato, per il quale occorrerà stabilire anche il budget, che dovrebbe andare oltre i 4 milioni di euro impegnati per Torre del Grifo. Sul fronte dei nomi ancora non c'è una chiara indicazione su quelli che saranno i confermati e chi invece sarà messo in lista d'uscita. C'è da capire quale sarà anche il destino dei giocatori che si trovavano in prestito come Ciancio e Cicerelli, ma anche Castellini, che potrebbe essere ripreso dal Pisa. Il problema più complicato sarà quello di piazzare i giocatori più pesanti che non rientrano nei piani del Catania. Teio di rientro da Salerno, Luperini, e viene considerato anche il contratto del tecnico Lucarelli e del suo staff, ancora libro paga del Catania. Si parte, insomma, da queste priorità. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna come sempre alle 19. A tutti una buona domenica.